Buongiorno e bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in vostra compagnia per parlare della situazione economica veronese e veneta in occasione della 15ª settimana veronese della finanza che si terrà questa sera, inizierà proprio questa sera con il primo appuntamento insieme a tantissimi ospiti di spicco del mondo economico territoriale e per parlare di questo siamo in collegamento con Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza Italia. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, dunque, siamo in un periodo chiaramente complicato per cittadini e imprese. In Veneto abbiamo ampiamente superato i 100.000 casi totali dalla pandemia, dall'inizio della pandemia. Quanto stanno soffrendo le imprese venete e veronesi in particolare? Beh, sicuramente è un periodo molto complicato, molto difficile perché dopo essere usciti, diciamo, dalla prima ondata di pandemia, di Covid, è evidente che c'è stato un momento di leggera ripresa e poi si è arrivati assolutamente impreparati a questa seconda ondata che era ampiamente prevedibile con l'autunno scorso. È chiaro che adesso stiamo attraversando il periodo peggiore perché è il periodo in cui purtroppo le restrizioni vengono quotidianamente, diciamo così, dal governo controllate e anche, diciamo così, ampliate nelle zone territoriali dell'Italia. Noi in Veneto fortunatamente siamo ancora zona gialla, però non so quanto si può considerare, diciamo così, fortunata questa colorazione, soprattutto per il fatto che quando tu non rientri nella zona arancione o nella zona rossa, purtroppo anche quelli che sono i sostegni economici dei decreti ristori vanno un po' a penalizzare soprattutto quelli che sono in fascia gialla, proprio perché non c'è una restrizione così forte come nelle altre fasce e di conseguenza i ristori scarseggiano o comunque non sono previste per le stesse categorie di attività che rientrano invece nelle regioni delle zone arancioni e nelle zone rosse. Ecco perché gli effetti economici cominciano a sentirsi pesantemente anche nelle nostre parti, per il semplice motivo che hai delle attività cosiddetto mezzo servizio che non riescono a sostenere, pur rimanendo aperte in parte, diciamo così, i costi anche ordinari e giornalieri. Quindi è una situazione complicata ed è una situazione che purtroppo oggi come oggi non vede un intervento deciso dal punto di vista economico e non vede neanche un sostegno da parte anche delle amministrazioni locali a quelle categorie che maggiormente oggi soffrono. Certo, ecco, oltre chiaramente ai ristori, se esistono, ci sono delle soluzioni, diciamo, per uscire da questa impasse, da questa crisi economica nei prossimi mesi? Allora, intanto dobbiamo pensare che se guardiamo ad esempio la città di Verona, anche l'amministrazione comunale e locale deve fare il suo compito, perché è evidente che oggi ci sono dei dati sconcertanti, perché prendiamo non solo ad esempio le attività commerciali del centro storico, registrano un calo del 70% del fatturato e dei clienti in questo periodo, quindi è un dato assolutamente ingiustificato. Dico questo perché oggi non è vietato andare a acquistare in negozi piuttosto che a consumare in bar o ristoranti, dico del centro storico, ma per dire in generale di qualsiasi territorio all'interno del Veneto. Quindi se poi succede come è successo a Verona, che è passato un messaggio sbagliato nel fine settimana con il blocco ai ponti e alle vie d'accesso del centro storico, che ha ingenerato una certa paura e una certa, diciamo, soggezione nei confronti dei veronesi, che per non rischiare non sono andati ad esempio in centro storico quando avrebbero potuto benissimo andare la domenica a bar e ristoranti e durante il sabato anche all'attività ai negozi e quindi nei negozi e quindi effettuare gli acquisti necessari. Il problema è che si sta creando questo clima un po' di paura e per cui anche da lunedì a venerdì scarseggia la presenza nel centro storico come in qualsiasi altro quartiere del nostro territorio. Sicuramente la salute va preservata, sicuramente la raccomandazione è cercare di
non fare gli assembramenti perché sono vietati dall'ordinanza regionale, non andare a fare la spesa negli orari chiaramente di punta, ma cercare di diluirli durante l'arco della giornata, però non usare le mascherine, usare il distanziamento, stare attenti al distanziamento, usare anche l'igienizzazione continua delle mani, però non possiamo pensare che il mondo si blocchi, per cui con questi attenti accorgimenti dobbiamo continuare a vivere nell'ordinario. Provvedimenti che si possono introdurre possono essere le riduzioni ad esempio dell'IMU, è una tassa diciamo così diretta che a livello locale la puoi gestire quando ad esempio coinvolgi i locatori degli affitti ad esempio delle attività soggette a restrizioni di cui è il DPCM dello scorso ottobre, dello scorso novembre. Anche qui si possono effettuare delle riduzioni come anche delle moratorie per il pagamento ad esempio delle tasse ai rifiuti locali, come ad esempio la proroga del saldo dell'IMU 2020 al prossimo marzo 2021, cioè ci sono tante diciamo così possibilità di agire, come ad esempio quella che leggevo stamattina da parte del governo che spero e mi auguro che possa intervenire anche in quella che può essere una riduzione dei canoni di affitto per non solo le attività diciamo così pesantemente colpite nelle zone rosse e arancioni, ma per le stesse identiche attività anche nelle zone gialle, perché per quanto come dicevo prima ci sia attività a mezzo servizio, però i costi sono altissimi e il calo della clientela e del fatturato è tra il 60 e il 70%, quindi bisogna intervenire e sostenere anche chi oggi è in queste zone come le zone del Veneto. Ecco, in conclusione, quindi come è stata gestita questa emergenza sanitaria dal punto di vista regionale? Ma io credo che la Regione Veneto sia stata sia nella prima fase e lo dimostra anche nella seconda, per il fatto che riesce a mantenere diciamo, una colorazione gialla, sia una delle regioni d'Italia, se non tra le primissime, per non dire la prima, che è riuscita a gestire bene il fenomeno sanitario. Bene è un termine chiaramente forte, ma sicuramente è riuscita a gestirla con una maggiore organizzazione e evitando il caos totale come purtroppo è successo in altre regioni. È chiaro che il nostro sistema sanitario in parte regge, in parte dimostra anche molte delle lacune e dei punti deboli che dovranno essere oggetto sicuramente di un intervento della politica nei prossimi mesi, perché questa pandemia ci ha messo a dura prova e ci ha dimostrato anche tutte le debolezze, frutto anche sicuramente di scelte politiche magari sbagliate del passato e che però bisogna oggi ricorrere ai ripari. Certo che se poi a livello nazionale, come ad esempio l'opportunità di attingere ai fondi del MES non viene accolta, è evidente che dal punto di vista anche locale poi tu fai fatica a sobbarcarti di diciamo così, di un costo importante per risistemare alcuni punti deboli della nostra sanità, per cui ci vuole una decisione politica che a livello nazionale abbia una direzione ben chiara e che poi a ricaduta a livello chiaramente territoriale e regionale si possa ottimizzare in maniera intelligente le risorse per cercare anche di offrire migliori servizi e dare la possibilità ai nostri cittadini di usufruire di un sistema sanitario pronto a rispondere anche alle situazioni più difficili e emergenziali come quelle che stiamo vivendo in questo 2020. Chiarissimo, è stato molto chiaro. E allora noi ringraziamo Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza Italia, grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi, buona giornata a tutti e cerchiamo di rispettare davvero quelle misure essenziali, perché la responsabilità di ogni singolo individuo è l'unica arma, l'unico strumento che ci può far uscire quanto prima da questa crisi. Assolutamente sì, verissimo. E condividiamo queste parole e noi vi diamo appuntamento alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e nuove interviste per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.